Al 43esimo rally del Friuli e delle Alpi Orientali, ottava prova del campionato italiano rally, vittoria di Giandomenico Basso in Miti Adotta con la grande punto Abarth Super 2000. Il pilota veneto con questo successo rafforza il comando nella classifica tricolore, dove è ora nettamente favorito. Il successo del pilota di casa Fiat è stato messo in discussione solamente nelle prime fasi della seconda tappa, quando Luca Rossetti era riuscito a superare l'avversario al termine della prima prova con la sua Peugeot 207 Super 2000. Nella seconda però Rossetti per una foratura lasciava una decina di secondi all'avversario che ripassava il comando. Ma la corsa si decideva definitivamente nella nona prova, quella del Mataiur, quando il pordenonese della 207 nel tentativo di riacciuffare Basso toccava e perdeva per strada un'altra manciata di secondi, oltre che la scia dell'avversario. Giandomenico Basso e Luca Rossetti hanno tagliato il traguardo con il pilota della grande punto in vantaggio di 19 secondi ed 8 sul rivale della Peugeot. I due sono stati quindi i grandi protagonisti dell'appuntamento friulano del tricolore, mentre tutti gli altri sono rimasti costantemente lontani, ponendosi come unico obiettivo quello di raggiungere il terzo gradino del podio. Penso alla bella gara che abbiamo fatto oggi, a quanta fatica abbiamo fatto. Faccio comunque gli onori e i complimenti a Rossetti e alla Peugeot che hanno tenuto veramente, mi hanno dato veramente il filo da torcere. Siamo felici perché dopo la prima sezione di oggi abbiamo visto che Rossetti ci ha recuperato parecchio tempo. Poi abbiamo fatto delle modifiche alla vettura e si sono rivelate buone, abbiamo cercato di attaccare il secondo giro, poi lui ha commesso comunque un piccolo errore e quindi ha dato spazio a noi per poter continuare ad attaccare. Sicuramente un po' di rammarico c'è perché la nostra macchina in questa gara aveva un'ottima velocità, io ho un buon feeling con queste strade, quindi ci credevo di riuscire a lottare fino all'ultimo con Basso e magari di rubargli la prima posizione in una gara, nella mia gara di casa. In realtà una foratura prima e un testacoda poi ci hanno allontanato dal leader e quindi portiamo a casa comunque un secondo posto, delle vittorie in prova speciale e la consapevolezza che anche a Sanremo possiamo partire pensando al primo posto e ci proveremo sicuramente. Chiude, anticipa, tornante destro e destra in tornante sinistro e sinistra 5 per destra 1 lunga e attenzione sinistra 0, subito destra 1 più, sale 20, occhio sinistra 0, occhio sinistra 0, destra 1 più, dosso in, attenzione sinistra 0, subito destra 1 più, gira in, sinistra 0 no, 0 no, e sinistra in, destra 1 lunga, chiude dopo strada 1, chiude dopo strada 1 e destra meno, sinistra 1 meno, tieni, destra 0 sì, 0 sì, poi stop dosso, sinistra 0 per sinistra 2 no, apre 4 lunga 50, destra in tornante sinistro, cambio in destra 3 e destra 0 gira per sinistra 3 corta tieni e destra 3 meno su dosso 70, sinistra 5 30 sinistri, destra 2 apre in sinistra 4, continua 4 corta per sinistra, destra 4 corta per destra stop, sinistra 4 corta stringe, chiude 2 corta e chiude 0 corta e destra 3 meno corta per tornante destro in sinistra 4 50, destra 3 Al termine di una gara che ha riservato molte sorprese, sul terzo gradino del podio sono saliti Andrea Ghini e Massimo Cerrai sulla Subaru Impreza STI. L'equipaggio livornese ha confermato con questo risultato i grandi progressi fatti dalla casa giapponese delle Pleiadi anche nelle gare su asfalto. Meno, per destra 3 meno, destra 2 più bivio e sinistra 3 meno, attenzione, bivio
in destra 3 meno meno e torna a sinistro, chiude, frena a mano. In destra 3 meno chiude. Il progresso Subaru era stato confermato anche dalla impresa di Piero Longhi, che ha concluso anzitempo la sua gara per una uscita di strada quando era quarto. Tornante sinistro 150, stai largo, destra 3 meno, per sinistra 3 meno meno, stai largo, destra 3 meno, per sinistra 3 meno meno. È rimasto accelerato. Quarta piazza e prima tra i piloti privati per Luca Cantamessa e Piercarlo Capolongo, autori di un'ottima gara con una Lancer Evo 9 del team MRT by Innocentini. Il pilota astigiano ha così portato alla Mitsubishi i punti sufficienti per mantenere la casa giapponese al comando della classifica dell'italiano costruttori. Una classifica che vede la casa dei tre diamanti leader con un solo punto di vantaggio sulla Fiat. 40, destra 5 corta e apre 6, 100. Destra, sinistra 6 al muro, 50, ritarda poco, destra 4 più, lunga e chiude 3, non tagliare, in sinistra 2 più. Da dimenticare invece la corsa di Paolo Andreucci sul Mitsubishi Lancer Evo 9 della Rally Art Italy, tormentata sin dal via da problemi di assetto della vettura, anche se il pilota toscano è riuscito nella seconda tappa a rimontare dalla settima fino alla quinta posizione finale. Buona prestazione per Andrea Perego, in forma crescente con la Mitsubishi del team Junior Tecno, terminato sesto. Gara invece ricca di alternanze quella di Alessandro Perico in corsa con una Peugeot 207 Super 2000 della Friul Motor. L'ultimo ad andare a punti è stato Andrea Dalla Villa, ottavo assoluto con un'altra Mitsubishi Lancer. Vittoria per Ivan Paire su Renault Clio Super 2000 tra le Super 1600 e tra le due ruote motrici. Il piemontese con questo risultato si avvicina al trofeo nazionale riservato a questa categoria di vetture. Nel due ruote motrici gruppo N, successo del pisano Michele Rovatti davanti al piemontese Claudio Vallino, entrambi su Peugeot 206 RC e arrivati nell'ordine anche nel Peugeot Competition Top. Per quanto riguarda il trofeo Grande Punto Abarth APP Oro Diesel, la vittoria è andata al toscano Diego Fornaciari davanti al trentino Tiziano Nerobutto, che rimane al comando del monomarca.